Al via i lavori di riqualificazione del ponte mobile della conca di navigazione di Porte Grandi. L'intervento è frutto di un accordo di programma proposto dalla Società Cattolica Agricola e sottoscritto dal Comune di Quarto d'Altino e da Infrastrutture Venete. Il privato si è impegnato a realizzare a proprie spese la riqualificazione del ponte, che sarà anche allargato di 1 metro per mettere in sicurezza il transito di pedoni e ciclisti. Il sistema di movimentazione del ponte sarà automatizzato, in sincronia con la conca e con controllo da remoto da parte di Infrastrutture Venete. Anche quest'ultima interverrà sulla conca con tutta una serie di migliorie. L'investimento complessivo sul sito è dunque di circa 600.000 euro. Ma sentiamo il sindaco di Quarto d'Altino, Claudio Grosso. Sì, finalmente parte un'opera strategica, una tra le tante che dovevano essere fatte a Quarto d'Altino negli anni passati, attraverso questo accordo tra Comune di Quarto d'Altino, Infrastrutture Venete, che è un braccio della Regione Veneto, e Cattolica Agricola, che è un privato, e finalmente con un investimento complessivo di circa 600.000 euro finalmente sistemiamo un nodo cruciale. Perché? Perché questo punto qua, questo ponte mobile qua, oltre ad attraversare la conca, collega praticamente la Greenway che viene da Treviso con la ciclabile che ha fatto la città metropolitana del Taglio sul Sile. Quindi capite quanto importante sia sotto il profilo strategico del turismo e del cicloturismo e anche delle camminate quest'opera qua, in un territorio come quello nostro di Quarto d'Altino, sul quale stiamo investendo tantissimo proprio in merito al cicloturismo, al benessere, alla salute e al vivere bene. Ringrazio veramente tutti gli attori, per noi è una cosa importantissima, ci dispiace, mi dispiace per purtroppo la chiusura di circa 3 settimane, ma era ormai diventato necessario farlo e purtroppo non potevamo aspettare ancora di più, ma soprattutto non potevamo stringere ancora di più i tempi, perché c'è stata la difficoltà di reperire i materiali sul mercato proprio per fare le opere. Prima era promiscuo tra passaggio di mezzi agricoli e pedoni, adesso viene fatta una carreggiata esclusivamente per i mezzi, per i veicoli, e una corsia di 1 metro per sia pedoni e ciclisti.